Buongiorno da Leandro Maggi, siamo a Rosolina per l'inaugurazione di due bei punti vendita particolari, uno spaccio carni e un negozio di frutta e verdura, ma soprattutto stiamo vedendo questa ristrutturazione fatta dall'azienda Bagatella, un'azienda di trasporti importante nel nostro territorio, 50 camion di flotta specializzata nel trasporto di derrate alimentari. Vedete come hanno ristrutturato questo ex mercato ortofrutticolo che ha avuto momenti importantissimi durante gli anni 70-80 e poi dopo una crisi del settore, anche una crisi strutturale, l'aveva chiusa, e la ditta Bagatella appunto da un paio d'anni è subentrata e ha cominciato a fare questa ristrutturazione che ha portato anche alla costruzione di una serie di punti vendita. Con Simone Bagatella, inaugurazione di questi due punti vendita importanti. Voi avete ristrutturato questo ex mercato ortofrutticolo in maniera eccellente. Ricordiamo che la sua è una delle aziende più importanti dal punto di vista del trasporto merci. Di cosa ci dobbiamo aspettare ancora? Abbiamo adesso l'idea qua di costruire un altro punto vendita, una frigitoria e un punto vendita di rivendita di pesce cotto e pesce crudo. Comunque adesso vediamo, ancora un po' una cosa da definire un attimo, insomma, ecco. Al momento aspettiamo. Ecco, ne approfittiamo, visto lei è un imprenditore importante di questa zona. Come va il mercato e soprattutto il trasporto dopo tutti questi aumenti che ci sono stati? Dura quel trasporto, comunque dai, cerchiamo di difenderci, in questo momento è un po' difficile ma ce la facciamo. Pensare sempre positivo. Bisogna, avanti. Perché oggi è un momento importante per la nostra comunità, perché quando si iniziano, quando qualcuno in maniera anche molto coraggiosa apre un'attività commerciale, soprattutto in un momento storico dal punto di vista economico come che stiamo trascorrendo in questi giorni, c'è solo da fare delle lodi. Perciò innanzitutto facciamo il in bocca al lupo a questi imprenditori che hanno creduto, che hanno investito sul nostro territorio e hanno dato anche una nuova vita in questo posto dove ci troviamo, perché c'era veramente il rischio che diventasse un'ennesima cattedrale nel deserto, e invece grazie alle intuizioni di Simone e della sua famiglia e di questi imprenditori che hanno deciso insomma di scommettere qui in via Pobrondolo, sicuramente stanno creando un polo importantissimo, e per il nostro comune, che è anche un comune turistico, sicuramente diventerà un riferimento molto importante, perché a chilometri zero si può trovare di tutto di più, perciò anche il turista potrà arrivare con la sua bicicletta, prendere della frutta, della verdura, della carne e gustare, dando anche il giusto riconoscimento ai nostri produttori. Far muovere l'economia non può che essere visto assolutamente in senso positivo.